www.containerradio.it. Carissimi amici, siamo qui in compagnia veramente di un gruppo storico del mondo della musica, ha fatto la storia del mondo della musica, sempre al Premio Beatrice, al Teatro Filarmonico, e siamo in compagnia dei Mattia Bazzar, ovvero di Piero Cassano. Cassano, benvenuto. Grazie, bellissimo essere qui con voi. Chiedo scusa per il mio mal di gola che chiaramente si sente, ma avevo dato la mia parola di essere presente qui con voi e quindi assolutamente mal di gola, febbre, che altro non contano niente, bisogna assolutamente esserci. Beh, la prima cosa che volevamo chiederle è qual è l'emozione di questa storia di partecipare al Premio Beatrice e che cosa vuol dire fare del bene. Beh, dunque, guarda, il fare del bene è un qualcosa di assolutamente soggettivo che io credo non si possa spiegare, anche perché da un certo punto di vista ognuno di noi ha delle strade precise che magari vuole percorrere per cercare di rendersi utile agli altri. E io parlo soprattutto anche per le persone molto fortunate come me, come gli artisti, come tanti che hanno opportunità vere di potersi rendere utili in prima persona. Non parlo tanto poi da un punto di vista economico, ma parlo proprio della volontà di un impegno, e l'impegno è la cosa che poi alla fine gratifica sicuramente chi riceve un qualche cosa, ma soprattutto gratifica te che ti sei impegnato per dare qualcosa di assolutamente valido. Ora basta, parlo seriamente, mi vuoi ascoltare o no? Come dicevo all'inizio, la vostra è una delle band storiche che ha fatto la storia della musica italiana, e anche ricordiamo anche un gruppo a livello mondiale, ha raggiunto l'est europeo, i paesi dell'ex Unione Sovietica, Giappone, America Latina, Canada, USA, e cosa importantissima l'anno scorso esatto, mi sono informata, e l'anno scorso avete raggiunto i 40 anni di successo. Quindi cosa vuol dire far parte dei Mattia Bazzar? Guarda, far parte dei Mattia Bazzar è vita, non tanto musica per noi che facciamo parte del gruppo, ma è scuola di vita. Noi abbiamo fondato questo gruppo che eravamo giovani e è stata una palestra vera che poi ci ha permesso, il tutto ci abbia permesso di far sì che il nostro hobby iniziale potesse diventare la nostra professione, il senso della nostra vita, questo d'accordo. Però diciamo che c'è poi un certo decalogo all'interno del gruppo che chi è entrato nel mondo Mattia, chi ne è uscito, sicuramente si è portato dietro qualche cosa di assolutamente impegnativo, ma anche ha imparato, soprattutto ha imparato che questo è un lavoro che tu devi fare perché lo senti, perché è una tua
esigenza e non certo perché il tuo fine, la tua volontà è quella di arrivare al successo. Questo i Mattia assolutamente non lo hanno mai preso in considerazione, anche perché faccio un esempio artistico di persone che hanno sempre mantenuto i piedi ben piantati per terra. Perché parlavo di una forza artistica veramente forte? Perché non ci siamo mai adagiati sui nostri successi. Faccio un esempio, così tutti possono capire. Vacanze romane è totalmente diversa da Cavallo Bianco. Cavallo Bianco è totalmente diverso da Messaggio d'amore o da Brivido caldo. Questi due ultimi titoli sono totalmente diversi da Che male fa, Per un'ora d'amore, Il video sono io, quindi noi non abbiamo mai voluto, come invece purtroppo tanti artisti abbiamo visto hanno fatto, non ci siamo mai voluti adagiare su un filone ben preciso che magari ti ripagava in termini sia di pubblico, di successo ed economicamente. Beh, sappiamo che è stato un anno dolce amaro, possiamo dire, l'anno scorso, perché avete festeggiato i vostri 40 anni, però purtroppo durante il tour è venuta a mancare veramente una colonna portante a Bazar, e volevo chiederle proprio un ricordo del suo collega, di Giancarlo Golzi. Guarda, io prima ho parlato di vita, ho parlato di esperienza del quotidiano. Giancarlo ci manca moltissimo perché prima ancora di essere il batterista dei Mattia Bazar, Giancarlo era un uomo vero, fatto, finito, una persona molto umile, una persona che non aveva nessun tipo di presunzione, anche se, come all'inizio di questa intervista la tua collega ha ricordato che noi abbiamo venduto dischi un po' in tutto il mondo, abbiamo girato il mondo. Guarda, ti dico solo un titolo: con Solo tu abbiamo venduto più di 3,5 milioni di copie un po' ovunque, anzi in Italia abbiamo venduto meno, pur essendo un grandissimo successo, meno che nel resto del mondo. Però ecco, Giancarlo rappresentava, ma rappresenta ancora per tutti noi, la persona che ha fatto tesoro di quanto io dicevo prima. Prima siamo uomini, dopo siamo artisti, musicisti, autori, compositori, interpreti. È un bellissimo ricordo veramente, Piero, del vostro grande veramente amico e artista Giancarlo Golzi. E appunto, come dicevo anche prima, in questi anni, oltre che far parte di questo meraviglioso gruppo che sono i Mattia Bazar, appunto, ha scritto dei brani stupendi per la Grande Mina, ha partecipato anche, non so se mi ricorda, mi dica se sbaglio, 16 volte a Sanremo in veste di artista, compositore e produttore, arrivando anche più volte al podio, non solo con i Mattia Bazar, ma anche, ad esempio, ricordiamo, con Eros Ramazzotti, un artista che, faccio questa piccola breve parentesi, che io amo molto, sì, e ho avuto anche l'onore di conoscere, quindi un grande artista anche come persona veramente, con Laura Bono, però anche devo dire che non tutti sanno, e voglio anche toccare questa sua esperienza, che lei ha scritto, siccome io con Container Radio faccio un programma per i bambini, Cucciolandia,
Esatto, volevo arrivare lì. Infatti ricordiamo che ha fatto delle sigle dei cartoni, tipo Pollon oppure Nana Supergirl, portati anche a successo da Cristina D'Avena, e anche altri pezzi. Quindi io volevo chiedere se ci può, com'è lavorare con questi grandi artisti, con Eros Ramazzotti, Laura Bono, Mina, e anche cambiare in un certo senso la sonorità, perché fare canzoni per bambini è tutt'altro, è diverso rispetto a fare una canzone. Beh, dunque qui tu hai tirato in ballo descrivendo un po' questo mondo che a seconda di artista a artista cambiava. Mi fai venire in mente un discorso che non solo appartiene a me, ma a tanti miei colleghi che anche loro hanno scritto canzoni memorabili, produttori, autori, compositori, cioè la professionalità. Tu devi essere talmente giusto, sereno e capace che nel momento che ti approcci ad un artista che non sei tu, cioè che non sono i Mattia Bazzar, devi metterti un attimo dalla parte del pubblico e allora tu ti devi chiedere cos'è che da questa voce strepitosa il pubblico si aspetterebbe, e allora da qui nasce una ricerca che poi io devo dirlo in tutta onestà, sono stato anche un musicista, un autore, un compositore fortunato nella vita, perché l'essere arrivato a collaborazioni con tanti artisti e di questo calibro credo che non sia così da tutti, però mi ha arricchito, e una volta di più ti devo dire mi ha arricchito sotto un profilo umano. Piero, abbiamo letto in queste settimane dell'uscita dal gruppo di Silvia Mezzanotte, non possiamo non parlarne. Molti ci stiamo chiedendo quale sarà il futuro dei Mattia Bazzar, che cosa state preparando poi per il futuro? Ci potremo magari aspettare un album nuovo, un tour nuovo? Bah, dunque, prima di parlare di un album nuovo, bisogna dire che noi stiamo analizzando veramente il mondo Mattia, perché in questo 2015 purtroppo abbiamo subito due grandissime ferite. Una incolmabile, una che non è assolutamente possibile ricucire, è quella della perdita di Giancarlo Gozzi. L'altra una ferita che comunque ci ha fatto, tutto sommato, ci sta facendo meno male del previsto, perché purtroppo Silvia ci aveva già abituato a questo suo modo di pensare che nessuno vuol discutere, però io ricordo che uscì nel 2003, noi nel 2010 la ricorteggiammo perché 4 uomini non possono non ricorteggiare una donna, però poi Silvia ha di nuovo così pensato che molto probabilmente avrebbe potuto fare una carriera da solista, per la quale noi le auguriamo tutto il bene possibile, anche se noi pensiamo, io e Fabio Perversi in questo caso, pensiamo che tutto sommato sarebbe stato molto meglio stringerci tutti e tre in un grande dolore.
Certo, beh, noi veramente ringraziamo Piero per questa bellissima intervista che ci ha rilasciato ai nostri microfoni di Container Radio. E un'ultimissima cosa che io le volevo chiedere, per tutti i nostri amici ascoltatori che sono all'ascolto e tutti i fans dei Mattia Bazar, dove possono trovarvi sui vari social per rimanere in contatto, per avere varie info sui tour, news, album? Guarda, al momento stiamo praticamente ricostruendo un attimo tutto. Personalmente siamo presenti chiaramente sui Facebook, sui Twitter, insomma siamo presenti un po' ovunque. Per ciò che riguarda il gruppo abbiamo messo le cose un attimo in stand-by, perché chiaramente prima bisogna capire da grandi cosa vorremmo fare, e quindi da questo punto di vista c'è un attimo un piccolo stop. Comunque vi auguriamo un grande ritorno per questo veramente strepitoso gruppo i Mattia Bazar. E noi raccogliamo con pieno affetto e ricambiamo a voi l'augurio, non solo, permettimi, anche a tutti gli amici ascoltatori che in questo momento stanno prestando il loro orecchio a noi tre, che siamo tre chiacchieroni. Si può dire della Madonna, poi se non si può dire lo tagliate. Piero, un'ultima cosa volevamo chiedere, se ci lascia un saluto per i nostri ascoltatori di Container Radio. Container Radio, c'è un container intero di musica, di belle persone che lavorano all'interno di questa radio, e poi c'è una cosa bellissima, c'è tanta musica anche dei Mattia Bazar, quindi grande Radio Container. Un abbraccio. Grazie mille. Grazie mille. www.containerradio.it